Un interessante convegno, giorno 5 aprile, che si svolgerà qui a San Leone al Dioscuri by Palace, organizzato dall'Ordine degli Architetti, un approfondimento anche tematico e didattico sui lavori pubblici. Sì, quello che si celebrerà il prossimo 5 aprile è un evento importantissimo, tenuto conto che verranno i massimi esperti di lavori pubblici in Italia. L'Ordine degli Architetti di Agrigento, ancora una volta precursore e dà l'esempio agli altri ordini periferici. Appunto, oltre al convegno ci sarà un momento di formazione, tanto che formeremo circa 50 nuove figure professionali, ovvero i commissari nei concorsi di progettazione. Concorsi di progettazione voluti fortemente dal nostro vicepresidente nazionale, l'architetto Rino Lamendola, che insieme al suo gruppo presso il Consiglio nazionale ha promosso appunto i bandi tipo, all'interno dei quali sono previsti per l'affidamento degli incarichi della progettazione appunto i concorsi di progettazione. È un passo importante questo, perché si sente l'esigenza appunto della qualità nell'architettura, soprattutto nei lavori pubblici, cosa che ultimamente insomma, non ha avuto la meglio rispetto appunto agli incarichi pubblici. Questo da un altro lato apre anche nuove prospettive ai giovani iscritti. Quindi invitiamo i nostri colleghi ad essere presenti. L'Ordine degli Architetti di Agrigento diciamo, per la prima volta appunto si svolge questo interessante convegno. Dall'altro lato siamo impegnati ad Agrigento con un progetto che si chiama Educa Agrigento, insieme a Legambiente stiamo visitando tutte le scuole elementari insieme ai nostri colleghi per parlare ai bambini della qualità della vita, della qualità del territorio, della qualità appunto dell'abitare. Per cui siamo davvero felici che questo nostro convegno si svolga appunto per la prima volta ad Agrigento e invitiamo i colleghi ad essere presenti.